Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi che cerca lo sgambetto alla prima della classe, partita molto intensa, molto vivace. Fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camarà, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo, grandissimo gol di Camarà che di fatto sblocca la squadra biancorossa. Al 25esimo attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto. Alla mezz'ora ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte dell'Ascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari. Ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte, colpo di testa vincente arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisire è tutto, alla prossima.